Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, pizza Regina Alta Margherita Cameo 375 grammi a €1,99. Birra Heineken 66 CL a €1,19. Mozzarella Arborea 3 per 100 grammi a €1,95. Biscotti classici Mulino Bianco vari tipi 350 grammi a €1,49. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Mieli, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi con un importante studio scientifico pubblicato sulla rivista Nature che riguarda l'Ogliastra, perché arriva proprio dalla nostra provincia un contributo decisivo alla lotta contro la malaria. Una variante genetica capace di ostacolare la crescita del parassita è stata individuata grazie all'analisi del DNA di circa 7.000 volontari ogliastrini coinvolti nel progetto Sardinia. La ricerca è stata condotta dall'Istituto di Ricerca Genetica Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università degli Studi di Sassari ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica che ha dedicato allo studio anche un editoriale. La malaria provoca ancora oggi oltre 600.000 morti ogni anno nel mondo, ma non tutte le persone infette sviluppano forme gravi della malattia. La ricerca è partita dall'analisi genetica che, come dicevamo, di circa 7.000 volontari coinvolti nel progetto Sardinia in Ogliastra. Gli studiosi hanno individuato una variante del DNA associata a particolari caratteristiche dei globuli rossi, le cellule in cui vive il parassita della malaria. La variante riduce l'attività del gene CCND3 modificando lo sviluppo dei globuli rossi e rendendoli meno favorevoli alla sopravvivenza del parassita. Secondo i coordinatori dello studio, la variante della malaria si sarebbe diffusa in Sardegna come adattamento evolutivo
sportivo alla malaria un tempo endemica nell'isola, un vero e proprio esperimento naturale che oggi potrebbe trasformarsi in una nuova opportunità terapeutica. La sfida ora è riprodurre farmacologicamente questo effetto protettivo per sviluppare nuovi farmaci e offrire una risposta concreta alle popolazioni che ancora convivono con la malaria. Abbiamo osservato una forte inibizione della crescita del parassita fino alla sua morte, spiega Antonella Pantaleo dell'Università di Sassari, che ha coordinato gli esperimenti di infezioni in laboratorio. Il fenomeno è legato a un aumento dello stress ossidativo nei globuli rossi, un meccanismo simile a quello che protegge le persone con deficit di G6PD, in quanto crea un ambiente inospitale per il parassita in queste cellule. Insomma, la variante oggi è frequente in Sardegna, ma assente nelle regioni del mondo dove la malaria è ancora diffusa. Probabilmente è comparsa in Europa dopo l'uscita dell'Homo sapiens dall'Africa. Per i ricercatori però proprio questo esperimento naturale offre una nuova opportunità terapeutica. La natura ci ha mostrato un modo efficace per bloccare la malattia, conclude Cucca. La sfida ora è trasformare questo meccanismo biologico in una terapia, riprodurre farmacologicamente l'effetto protettivo della variante per proteggere le popolazioni che oggi convivono con la malattia. Andiamo avanti, ci spostiamo a Lanusei, chiuso il tratto interno dell'ospedale Nostra Signora della Mercede a causa del perseverare delle condizioni meteo avverse e le forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio di Lanusei. L'ASL Ogliastra comunica all'utenza e agli operatori che è stato disposto questo provvedimento per la giornata di oggi, 19 febbraio, di ieri scusate, e di oggi 20 febbraio, il divieto di transito per auto e pedoni nel tratto interno del presidio ospedaliero che collega il pronto soccorso alla farmacia. La misura è stata adottata a tutela della sicurezza di utenti e operatori in considerazione del potenziale rischio derivante dalle attuali condizioni meteo. Andiamo avanti, rimaniamo su Lanusei. Il Centro per l'Impiego organizza 2 giornate di Recruiting Day dedicate al settore turistico ricettivo in vista della prossima stagione. L'iniziativa si terrà giovedì 5 e venerdì 6 marzo dalle 9 alle 14 nella sede di Via Il Bono 22 a Lanusei. Le 2 mattinate saranno dedicate all'incontro tra candidati e imprese del territorio, offrendo un'opportunità concreta di inserimento lavorativo. Le figure professionali ricercate riguardano diversi ambiti del comparto turistico, dalla cucina alla sala al bar, ricevimento, manutenzione, giardinaggio, aree benessere e bagnini. Le aziende presenti varieranno nelle 2 giornate, consentendo ai partecipanti di prendere parte a entrambi gli appuntamenti e aumentare così le possibilità di impiego. Per partecipare è possibile iscriversi online all'evento, tutti i dettagli sul sito istituzionale del comune di Lanusei. Andiamo avanti. Siamo su Baunei per una curiosa notizia: a 100 anni rinnova la carta di identità. Zio Pietro, esempio di cittadinanza attiva. A darne notizia è stato lo stesso comune di Baunei. Zio Pietro ha parcheggiato la sua Ape Piaggio davanti al municipio e si è recato negli uffici comunali per rinnovare il documento di identità. Protagonista è stato appunto Pietro Cabras, nato il 13 agosto 1925, che a 100 anni compiuti da qualche mese ha richiesto il rilascio della nuova carta di identità elettronica. Ad accoglierlo negli uffici comunali è stato l'ufficiale dello Stato civile che ha avviato la procedura per l'emissione del nuovo documento, un gesto semplice ma significativo che testimonia senso civico e attenzione alle regole. L'occasione è anche un promemoria per tutti i cittadini, dicono al comune. Tutte le carte di identità cartacee attualmente in circolazione scadranno tassativamente il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data riportata sul documento. Quindi dopo questa non sarà più possibile richiederne l'emissione. Chiudiamo con un evento a Tortolì, coppia incredibile, genitori autorevoli. È il titolo dell'incontro in programma domenica 15 marzo negli spazi dell'Auditorium Fraternità. Interverranno Alberto Pellai e Barbara Tamborini, autori di numerose pubblicazioni dedicate alla vita familiare e alle sfide educative. L'appuntamento è rivolto a coppie e famiglie, figli compresi, ma anche a fidanzati, in particolare a quanti hanno partecipato ai percorsi di preparazione alla vita matrimoniale. Il programma
programma prevede alle ore 9 l'accoglienza, seguita dalla preghiera introduttiva e poi spazio alla riflessione con il dialogo. È previsto alle 13 il pranzo comunitario nei locali della Caritas. Nel pomeriggio alle 15 una seconda sessione di riflessione e dialogo, mentre alle 16:30 si concluderà con la celebrazione della Santa Messa. Per bambini e ragazzi sarà attivo un servizio di animazione dedicato. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo lunedì con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A lunedì.